Settima corsa è il Memorial Vincenzo Gasparetto, prova di spicco per cavalli anziani in 7 dietro le ali della macchina, con il numero 1 Zosche Etoile, Francesco Pettinari, 2 Urtab di Azzurra, Simone Levakovic, 3 Upright B, Alessandro Gocciadoro, 4 Zelia CC SM, Antonio Di Nardo, 5 Zef, Pietro Gubellini, 6 Ursus Caf, Enrico Bellei, seconda fila 7 Verdon VF, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. Cavalli che entrano sulla dritta delle tribune e vengono lanciati con velocissimo Zelia CCSM che cerca di scavalcare Urtab di Azzurra. Sembra poterci riuscire a imboccare la prima curva. Antonio Di Nardo che scende alla corda, Zef al largo che insiste, Zelia che difende la posizione, poi Urtab di Azzurra, ancora Upright B, i primi 200 in 13,5 e Zef trova posto in seconda posizione avanti a Urtab di Azzurra. In quarta c'è Upright B a precedere Zosca Etoile. Alla retroguardia Verdon VF, risale, sbaglia Zef intanto, risale Ursus Caf, 28,4 per i primi 400 metri di corsa, muove al largo Upright B che va allo scoperto. Zelia CCSM intanto ha potuto guadagnare un po' di energie, ha fatto addirittura 16 per la curva di sinistra. Zelia in vantaggio, Upright allo scoperto, Urtab lungo la corda, Ursus in pariglia avanti a Verdon VF, Zosche Etoile alla retroguardia, 59,3. 39 di tutto comodo il secondo quarto, Zelia CCSM in vantaggio nei confronti di Urtab di Azzurra, Upright B proteso all'esterno, Ursus Caf in pariglia avanti a Verdon VF, il chilometro passato in 1,14,1 da Zelia CCSM che ha sempre quella lunghezza da gestire nei confronti di Urtab di Azzurra e Upright B che sono perfettamente apparigliati, poi Ursus Caf e Verdon VF, ancora Zosche Etoile, la dritta opposta alle tribune passata in 14,3 in accelerazione da Zelia CCSM che si mantiene in evidenza nei confronti di Urtab di Azzurra, prova a scattare Ursus Caf in terza ruota, lato di Upright B che non riesce a progredire, sta guadagnando vantaggio intanto Zelia CCSM che entra in retta d'arrivo in chiara evidenza e se n'è andato Zelia CCSM che vince facile il Gasparetto nei confronti di Verdon VF che fa la retta a 100 all'ora per il secondo, al terzo Ursus Caf 28,6 la chiusa, 1,12,7 il ragguaglio cronometrico per il successo di Zelia CCSM. Gennaro Casillo al training e Antonio Di Nardo alla guida per i colori di Andrea Bonacci. Il successo facile in coast to coast per Zelia CCSM che vediamo inquadrato prontamente dalla regia. Bel successo nel Memorial Vincenzo Gasparetto, percorso di testa dei più classici in pista piccola per Antonio Di Nardo e Zelia CCSM.